Un saluto a tutti, siamo qua in via Mutinelli assieme alla Protezione Civile del Comune, stiamo aspettando il primo carico per domani di mascherine della Regione Veneto che appunto adesso i volontari organizzeranno per fare il secondo giro. Continueremo a distribuirle, abbiamo fatto ieri gli esercizi commerciali. Continueremo domani, partiremo anche dalle farmacie e poi comunque inviteremo anche informati. L'idea è quella di far arrivare il più numero possibile, intanto distribuendo quelle che ci sono di volta in volta. Il messaggio che voglio dare comunque è di speranza comunque di fiducia. Stiamo aspettando adesso anche i codici delle attività per capire il governo che decreto scriverà per capire cosa chiuderanno effettivamente le attività e ovviamente continueremo a diffondere e a spiegare alle persone. Una cosa solo, le polemiche le lascerei a qualche altra parte, avrò tempo e modo di rispondere a queste persone che sono di una bassezza incredibile. Io continuo a lavorare a testa bassa e tutti sappiano che ce la faremo, ce la facciamo, il comune sta andando avanti, i servizi vanno avanti, siamo aiutati da tanta brava gente, da tante persone che ci stanno aiutando e stanno lavorando. Voi restate a casa, state tranquilli, fate un sorriso ai vostri figli, una telefonata ai vostri nonni, stiamo qua lavorando e vi continueremo a tenere informati di tutto. Ce la facciamo, ce la faremo tutti insieme.